No, I'm not a writer. Okay. È bello incontrarsi fra noi un attimino, scambiare quattro chiacchiere e sentirci sempre più vicini. Oggi appunto abbiamo anche degli ospiti che ci daranno anche delle notizie interessanti per chi volesse un attimino comunicare e farsi conoscere in modo più profondo. Stiamo parlando noi dell'organizzazione di volontariato, le stelle in tasca. Noi qui abbiamo il presidente, che è Orazio Maria Valastro, il quale ha il piacere di raccogliere tutte le biografie, le persone che vogliono scrivere della loro giornata, della loro vita, possono appunto farlo e mandare i propri lavori al signor Orazio, al direttore Orazio, che veramente è una persona in gamba, accogliente, e devo dire che questo esperimento fa molto bene anche per sentirci meglio, anche per diciamo guardare la vita con altri occhi e sentirsi vicini a tante altre persone, e quindi è una bella esperienza poter scrivere per Stelle in tasca. E la nostra stella la possiamo consegnare noi al dottore Orazio Maria Valastro. Consegnare, donare queste stelle. Le stelle in tasca come organizzazione di volontariato nasce da un racconto che Antonino Maria Santi Valastro, che è mio fratello, scrisse, ed era intitolato Le stelle in tasca. Cosa sono queste stelle? Erano le stelle che lui raccoglieva dalla volta del cielo e conservandole in tasca poteva poi condividerle con i suoi cari, con le persone a lui vicino. Le stelle sono questi sentimenti, queste emozioni che ci permettono di restare in contatto con l'altro, di avvicinarsi all'altro e cercare di comprendersi l'uno con l'altro. Quindi Le stelle in tasca nasce da questo racconto che mi è stato donato da Antonino, e da qui un piccolo gruppo di familiari, di amici si è costituito per accompagnare chiunque desiderasse scrivere la propria storia di vita e rendere possibile questo desiderio. Noi abbiamo raccolto tante stelle di atelier di scrittura autobiografica che realizziamo con edizioni annuali, aperti a tutti e a tutte, e le autobiografie che vengono realizzate accompagnando queste persone a fare un'esperienza di scrittura autobiografica. Queste autobiografie poi sono depositate presso il nostro archivio. Nell'archivio confluiscono anche tutte le scritture autobiografiche che sono state poi donate e per partecipare anche ad un altro nostro progetto che si chiama Trinachia, che è un premio internazionale di scritture autobiografiche, biografiche e poetiche dedicate alla Sicilia. Ed ecco che l'insieme di tutte queste opere costituisce il nostro patrimonio immateriale, culturale, che è raccolto presso il nostro archivio, che abbiamo chiamato Archivio della Memoria e dell'Immaginario Siciliano. Non è facile mettersi a nudo con gli altri scrivendo la propria autobiografia, perché ci vuole anche coraggio in questo, e quindi diciamo è una bella esperienza ed è una forte terapia perché avere il coraggio di scrivere di se stessi, dei propri sbagli, delle proprie esperienze, raccontarlo all'altro, mettersi a nudo, ecco, questo è un vero e proprio mettersi a nudo. Certo non è facile. Infatti non è facile, ci vuole coraggio. Perché questi atelier di scrittura in cui noi accompagniamo, creiamo un percorso nel quale esercitarsi nella scrittura autobiografica? Perché molti potrebbero anche scrivere per se stessi, quindi scrivere le proprie memorie per donarle a dei parenti, a dei cari amici, per lasciarle ai nipoti. Altri hanno delle difficoltà, giustamente, come hai sottolineato, e queste difficoltà nascono
dal confrontarsi con se stessi. Questo accadeva sempre, anche prima. Abbiamo avuto diverse persone che hanno il desiderio di scrivere, però devono riconoscersi nella propria storia e riconoscere il valore di questa storia che raccontano e che poi condividono con altri. Quindi il coraggio sta nel riconoscere se stessi, la propria esperienza di vita e riconoscere il valore della nostra storia. Ecco perché accompagnare delle persone a scrivere significa incoraggiarle, farle fare un percorso, un processo che li conduca a una nuova consapevolezza. Gli atelier di scrittura sono annuali, quindi dei gruppi di persone, dai 10-15 persone, inizialmente era solo un gruppo, poi abbiamo formato più gruppi annualmente e adesso il nostro archivio ha un numero di titoli che arriva, che supera già i 500 titoli di scritture autobiografiche, e questo nell'arco di parecchi anni già. Ma è importante queste opere, sono importanti perché ci parlano non soltanto della storia di persone. Molto spesso utilizziamo la parola comuni, a me piace parlare di segnalarle a voi anche come piccole stelle, piccoli astri, donne e uomini che riescono a raccontare se stessi e raccontando se stessi ci aiutano a comprendere la nostra umanità. Quando scriviamo e ci confrontiamo con qualcosa che ci ha fatto soffrire e che siamo in grado in quel momento di raccontare a noi stessi e di condividere con gli altri, ma anche di qualcosa che ci ha resi felici nel passato e temiamo di non poter più rivivere nuovamente questa felicità. Ecco, quando noi riusciamo a guardare dall'esterno ciò che abbiamo vissuto e rielaborarlo attraverso la scrittura, allora noi possiamo trovare una serenità. Ma questa serenità, io parlavo di un processo, perché accompagnare qualcuno in questo processo di scrittura? Perché uscire fuori da questa sorta di immobilismo in un pensiero di sofferenza significa riuscire a creare delle aspettative in noi stessi e quindi attraverso pensieri, immagini, suoni che scegliamo nel raccontare la nostra storia, cercare un cambiamento, cercare una trasformazione nel modo di rivedere, rileggere la storia, l'esperienza che abbiamo vissuto. Ecco, questo possiamo dire è una terapia che ci porta ad avere una serenità nel poter riconoscere nuovamente la nostra storia. E questo premio, diciamo, quando coincide, è annuale, semestrale, come funziona, come è articolato, qual è la prassi? Allora, il premio che noi abbiamo chiamato Trinachia è un premio che ha la vocazione e l'ambizione di essere un premio internazionale che sollecita chiunque voglia scrivere di sé, raccontare la propria storia, ma in funzione di una cosa importante, un'esperienza di vita vissuta in Sicilia. Ecco perché il nome da questa isola mitica del sole e queste scritture autobiografiche o biografiche che ci parlano delle storie di donne e uomini vissute in Sicilia. Gli autori, le autrici non sono soltanto delle persone che sono nate in Sicilia o vivono attualmente in Sicilia, ma sono anche delle persone che hanno viaggiato, hanno avuto esperienze di vita in Sicilia. E queste opere insieme ci mostrano una umanità che situata in questo spazio che è la nostra terra, la Sicilia, ci parla di un'umanità che va al di là dei confini di quest'isola. Possiamo fare, diciamo, un quadro così
dell'età che possono avere le persone che si cimentano a scrivere una biografia? Allora, noi abbiamo avuto delle autrici e degli autori, ma anche delle persone che hanno partecipato ai nostri atelier di scrittura di età differenti, generazioni differenti che si sono messi alla prova scrivendo di sé e anche attraverso vari registri di scrittura. Ad esempio, il premio Trinachia contiene 5 sezioni, una sezione dedicata alle autobiografie, quindi diciamo la storia di una vita scritta dalla persona che ha vissuto e che può essere più o meno estesa rispetto alla sua stessa esperienza di vita. Poi abbiamo la sezione delle biografie. Abbiamo scoperto già fin dalla prima edizione di Trinachia che molte persone desideravano raccontare la storia di vita di un caro, di una persona vicina che aveva un'importanza per la famiglia, per la comunità nella quale viveva e che la sua storia non era una storia conosciuta e quindi valeva la pena di farla conoscere. Quindi queste sono le scritture che vengono chiamate biografie perché l'autore narra la vita di un'altra persona. Altre sezioni come quelle dei racconti autobiografici, poi abbiamo la sezione diari di viaggio, persone che raccontano un'esperienza di viaggio in Sicilia ed infine la sezione dedicata all'isola, una sezione di poesie che devono essere dedicate a Trinachia o all'isola e hanno tutte per titolo l'isola e ci parlano attraverso una scrittura poetica del sentimento verso quest'isola che a volte è immaginaria, a volte è reale e insieme a tutte le altre scritture compongono questa varietà di visioni e di donne e uomini che parlano della nostra terra e che, come si diceva, la Sicilia è una terra universale, in sé contiene anche le problematiche del mondo, sì. ma queste opere vanno forse anche al di là perché contengono in sé tutte le domande rispetto alla nostra esistenza che nell'epoca attuale ci poniamo, camminando, viaggiando, vivendo in questa terra, possiamo attraverso queste scritture comprendere l'umanità in senso più generale. Chi volesse leggere appunto di una biografia che è dedicata ai viaggi oppure altri argomenti personali oppure avere proprio conoscenze profonde di un determinato tipo di vita, di persone, ecco, come si regola il lettore? C'è un indice che può guidare? Ogni edizione del premio, noi attualmente abbiamo appena avviato la 6ª edizione del premio Trinachia, organizziamo un'antologia e pubblichiamo un estratto di tutte le opere premiate nel corso delle varie edizioni. Quindi questo è già un primo strumento per prendere visione, leggere alcune delle opere che sono state consegnate nel corso delle varie edizioni del premio. Poi abbiamo il nostro archivio, come ho detto, abbiamo chiamato l'archivio della memoria e dell'immaginario siciliano, e a questo archivio è possibile rivolgersi all'ODV Le Stelle in Tasca tramite il nostro sito web www.lestelleintasca.org o la nostra email info@lestelleintasca.org. Quindi vi invito a visitare il nostro sito web o contattarci tramite email. Quindi dicevo, è possibile consultare l'indice dei titoli delle opere depositate presso il nostro archivio attraverso il nostro stesso sito web e poi contattarci per chiederci
quale opera si desidera consultare, noi risponderemo a questo messaggio. No, I'm not a writer. Okay.